17 gennaio, 21 febbraio. È passato oltre un mese, un altro, dalla firma, l'ennesima, per il restauro del Ponte Vecchio e l'apertura del cantiere più volte annunciata è ancora un miraggio. Il nostro countdown raggiunge oggi quota 14 mesi e nulla ancora si muove. Da una parte l'amministrazione comunale in attesa di documenti a suo giudizio fondamentali per dare l'ok alle ruspe, dall'altra Vardanega che assicura invece di avere completato tutte le integrazioni richieste dagli uffici di Piazza Castello. Intanto il tempo continua a scorrere come l'acqua del Brenta che non riesce però a spegnere le polemiche. Qualche mese fa dicevano che era colpa della burocrazia, poi hanno dato la colpa alla magistratura, oggi che hanno tutte le carte in regola per partire con il cantiere nulla si muove. Dovevano partire la prima settimana di gennaio, siamo ormai a marzo e il cantiere non è ancora partito. Mi chiedo cosa stiano aspettando i nostri amministratori, se stanno aspettando che arriva una Brentana o qualche altra soluzione per risolvere il problema del Ponte Vecchio, però penso che è nell'interesse di tutto il territorio che il cantiere parte il prima possibile perché è un monumento di tutti. Ecco allora la richiesta avanzata da Finco alla Giunta Poletto. Quello che chiedo all'amministrazione è di capire quali sono le motivazioni di questo blocco e di intervenire immediatamente e dare il via ai lavori.